Innanzitutto lasci fare le condoglianze da parte mia, dell'amministrazione, di tutta la nostra comunità, i familiari per l'accaduto. Così il sindaco di Valbrenta Luca Ferrazzoli all'indomani della tragedia avvenuta domenica mattina nel suo comune a Campolongo, dove Lorenzo Zucchetto, 59 anni tra qualche giorno, è morto durante un giro a cavallo precipitando in un dirupo per salvare l'animale, un volo di 300 metri. Zucchetto, che abita con la moglie e la figlia a Bassano in quartiere Marchesane, stava percorrendo il sentiero che porta a Rubbio assieme a un amico, anch'egli a cavallo, quando la bestia che cavalcava è scivolata su un ghiaione. Fatale per entrambi il suo tentativo di salvarlo, massiccio lo spiegamento di soccorritori, ma non c'è stato nulla da fare. Un dramma difficile da spiegare. I trinceroni di Campolongo, diciamo, sono facilmente percorribili, ovviamente come tutte le zone di montagna a debita distanza ovviamente spesso c'è un dirupo o comunque c'è la valle sottostante, però di per sé sono zone abbastanza pianeggianti, protette da questi, diciamo, reperti storici, quindi diciamo c'è stata anche un po' di sorpresa per la dinamica del sinistro e poi ovviamente anche nella dinamica in sé, nel senso che ovviamente a dimostrazione dell'amore che c'era per questo animale, questo tentativo di recupero come è stato fatale, quindi diciamo lascia ancora più l'amaro in bocca. Zucchetto era in pensione da 2 mesi, aveva lavorato per anni da un gommista di Marchesane, sotto shock per l'accaduto, visto il legame che si era creato nel tempo tra i due di profonda fiducia, stima professionale e amicizia. Il funerale è stato fissato per giovedì prossimo alle 10 nella chiesa di Marchesane e intanto sono tanti sui social i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Lorenzo Zucchetto, per la sua gentilezza, la sua grande sensibilità, resa ancor più unica da questa passione enorme per i cavalli che l'ha accompagnato fino alla fine.